Oggi la Commissione ha esaminato una serie di punti, il principale dei quali è il rendiconto della Regione del 2017. Direi un ottimo bilancio, certificato anche dalla parifica della Corte dei Conti, un fondo di cassa di 894 milioni, un risultato di amministrazione positivo di 355 milioni, migliorato dal 2014 al 2017 di più di 1 miliardo di euro. Numeri sicuramente importanti, tempestività di pagamenti, un dato importante che ci rende orgogliosi il personale, siamo tra le regioni più virtuose a livello nazionale, per cui oggi abbiamo dato il parere, andremo in Consiglio regionale con questo strumento di bilancio sicuramente che dà motivo di vanto per la regione, per i veneti, in attesa dell'autonomia e di poter spendere le risorse sul nostro territorio, ma sicuramente un rendiconto che è frutto dell'impegno della Giunta, di tutta la struttura, sicuramente egregio e che ci vede tra le regioni migliori d'Italia, tenendo conto tra l'altro che non applichiamo nessuna tassa a carico dei veneti. Ogni anno ci lasciano nelle tasche dei veneti, come dice il Presidente Zaia, più di 1 miliardo di euro, per cui un bilancio ottimo, virtuoso, tempestivo e che nella speranza dell'autonomia, ma con questi dati ci fa sicuramente pensare a degli interventi importanti a favore dei nostri cittadini, ma soprattutto ecco, con un utile di bilancio che finalmente c'è, un disavanzo nell'indebitamento che scende continuamente, per cui sicuramente è un dato molto molto positivo. Un nostro voto contrario a questo rendiconto. Nel merito delle scelte avevamo chiesto un grande impegno per le famiglie a sostegno della rete degli asili nido, a sostegno delle rette degli anziani in casa di riposo. La scelta della maggioranza è stata un'altra e quindi questo rendiconto ci restituisce ancora un bilancio che è molto avaro rispetto alle famiglie del Veneto, quindi di conseguenza il nostro voto non poteva che essere negativo. Poi sugli altri provvedimenti invece una unanimità su alcune modifiche del regolamento che ci permetteranno di svolgere meglio i nostri lavori con la nuova commissione dedicata alle materie della cultura e del lavoro, e poi alcuni debiti fuori bilancio che vengono più che altro da contenziosi amministrativi più che da scelte che sono state fatte qui in aula.